Benvenuti, bentrovati ad un nuovo spazio dedicato allo sport. Arriva attraverso www.venetoglobe.com, la nostra web tv che in modalità on demand vi fa trovare tutti i servizi, le interviste, i reportage e le partite, le gare delle discipline che seguiamo, mentre andiamo in onda regolarmente ogni sera 19:40 circa su Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una emittente, quella di Caffè TV 24, che si vede un po' in tutto il nord Italia, compresa Emilia Romagna e Marche. Lo abbiamo definito da lunedì il match della settimana, o meglio la settimana della Juventus, ed è arrivato il momento del match verità per la Juve, per i torinesi che saranno impegnati in Champions questa sera allo Juventus Stadium, dove arriva il Cholo ed il suo Atletico Madrid, che cercherà di bloccare la Juventus grazie al risultato dell'andata detta alla madrilena o detta alla spagnola, insomma serve la remontata. E a proposito di ex juventini, da segnalare il ritorno sulla panchina del Real Madrid, che già era stata sua alcuni anni fa, di Zinedine Zidane, che prende il posto dell'esonerato Solari. Per la Serie A ieri sera in campo c'è andata la Roma per chiudere la giornata. Claudio Ranieri alla guida per la prima volta della sua Roma ha vinto contro l'Empoli per 2-1. Tanta emozione e vedete tanta gioia anche per Ranieri. In Serie B ieri sera al Penzo di Venezia in Laguna si è giocata la gara tra Venezia e Palermo, terminata 1-1 in gol per i veneziani Bocalon. In Serie C invece il derby friulano tra Pordenone e Triestina ha dato gioia ai pordenonesi, che adesso sono vicini veramente ad un grande sogno, quello di raggiungere la Serie B. Il trevigiano Tesser getta acqua sul fuoco perché ancora, ha detto, il campionato è molto lungo. Si ritorna in campo in Serie D, nel girone C, come in tutti gli altri gironi nazionali, il prossimo 17 marzo, cioè domenica. E allora il Montebelluna, di cui avevamo già parlato in questi giorni, dicendo che avrebbe dovuto ritornare sul mercato, così ha fatto. È ritornata sul mercato degli svincolati, portando a casa Eros Pellegrini, centrale difensivo, classe 1990, esperienza per lui anche in serie maggiori. In eccellenza invece tutto tranquillo in attesa di domenica, quando la formazione del tecnico Mauro Tossani, che rientrerà dopo la squalifica, infatti non era in panchina contro l'Union QDP a Farra di Soligo domenica, dove la sua squadra ha pareggiato 1-1, bene, ritornerà in campo contro la Luparense domenica e sarà proprio la Luparense ad avere qualche difficoltà in più, un paio di giocatori non saranno presenti per somma di ammonizioni, non sarà presente né il primo tecnico né il secondo, quindi ci dovrà andare qualcun altro che prenderà naturalmente ordini dalla tribuna, dal tecnico principale. Per quanto riguarda la Luparense, insomma, non può scherzare, deve chiudere definitivamente questo campionato, lo può fare al Jol di San Polo di Piave, attenzione perché il San Polo, insomma, avrà un po' il dente avvelenato. Per la promozione siamo alla sesta giornata del campionato del girone di ritorno, con Cornuda Crocetta batte Giulia Sagittaria 2-1, Opitergina batte Vede Lago 2-0, Vazzola batte Favaro 2-1, Portogruaro batte Noventa 2-1, Villorba batte Lovis Spresiano Aspresiano 3-0, Caorle batte Fontanelle 2-0, Conegliano batte Fossalta 1-0, ZTLL Sinistra Piave Prodeco Montello vince il Prodeco per 2-0 e allora la lotta è ancora lì tra Portogruaro e Prodeco Montello, fisse e ferme a 65 punti in classifica. L'Opitergina incalza a soli 46 punti. Il basket adesso, parlando di TVB, basket De Longhi, siamo a Treviso con i festeggiamenti domenica al Palaverde, grandi striscioni, grande gioia e ancora in mostra la Coppa Italia vinta appunto in quel di Porto San Giorgio nelle Marche contro la Fortitudo Bologna. Oggi la formazione di Max Menetti è andata a Belluno, ha effettuato un allenamento itinerante
itinerante, per così dire, a Belluno, poi nella mattinata era stata ricevuta appunto da uno sponsor e poi in serata dopo cena il rientro. Ponzano femminile di Serie A2 che in casa il Palacicogna contro Bolzano è ritornata alla vittoria per 62-49 piuttosto nettamente, anche così dice il punteggio, ma la partita è stata dura fino per i primi 2 quarti. Domani incominceremo a sentire qualche testimonianza. Il prossimo turno in trasferta contro l'Albino, che è il terzultimo della classifica. È andata male invece alla Ruker Sanve nel campionato di Serie B maschile contro la Juvi Cremona, ha perso di 1 punto, 66-65, resta a 26 punti in classifica. Adesso la trasferta della prossima gara sarà contro Olginate, da prendere veramente con le molle. Il volley perché l'avevamo accostato alla Juventus che aspetta la partita di questa sera contro l'Atletico, l'Imoco aspetta la partita di domani sera contro le turche dell'Exabasi, una partita che potrebbe essere sicuramente anche una finale. Le turche ritornano al Palaverde dopo esserci state nel 2017 nelle finali, nella Final Four appunto di Champions, che aveva ospitato la formazione trevigiana. E allora, prima di questo, andiamo a vedere che cosa ci ha detto e a sentire cosa ci ha detto Piero Garbellotto sul parquet del Palaverde al termine della gara vinta contro il Bisonte Firenze per 3-2 al tie break. Sentiamolo. Presidente, è arrivata la vittoria 3-2, forse poteva essere un pochino meglio, però la domanda immagina quale sia, insomma, questo mercato, queste voci di... Ma prima parlavamo del campionato, perché ha perso Novara contro Chieri 3-2, Scandicci 3-0, quindi nonostante non sia stato un risultato da bottino pieno, comunque allunghiamo ancora la distanza con gli inseguitori, credo che sia importante perché ormai le partite che mancano sono davvero poche. Per quanto riguarda il mercato, c'è stato ieri mattina Conegliano e va bene così. Ci sono tante chiacchiere in questo momento, c'è tanta confusione. Io posso dire che come sempre noi annunciamo le cose quando sono fatte, per il momento il mercato è fermo. Mercato fermo, certo che queste voci poi portano un po' di scompenso, un po' di confusione anche, potrebbero portare, no? In un momento importante, come diceva, per il campionato e soprattutto per la Champions. Assolutamente, io invito tutti alla calma e alla tranquillità. Stiamo giocando, stiamo entrando nelle fasi più importanti del campionato e delle coppe, c'è bisogno di serenità e non di tutto questo chiacchiericcio che sicuramente non fa bene a nessuno. Mercoledì arrivano le turche, lo abbiamo già detto lo scorso anno. Mamma li turchi, speriamo bene. E allora mamma li turchi, speriamo bene, perché questa frase ce la ricordavamo appunto dall'anno scorso. Andiamo a vedere quello che è successo completamente nella giornata per quanto riguarda il campionato italiano di volley A1 femminile. Eccolo. Emozioni a non finire e risultati inaspettati anche in questa 23esima giornata della Samsung Volley Cup di Serie 1 femminile. Con le 3 regine del campionato impegnate al sabato sera, in vista dei quarti di Champions di questa settimana, la capolista Imoco Volley Conegliano è l'unica ad uscire vittoriosa. Le ragazze di Santarelli, prime a 54 punti, soffrono ma vincono al tiebreak davanti al pubblico del Palaverde contro il Bisonte Firenze, che raccoglie comunque un punto e si avvicina al 6° posto con Casalmaggiore ferma per il turno di riposo. Mentre le Pantere rafforzano il primato grazie anche alla sconfitta della Igor Gorgonzola Novara, che nel derby piemontese con la Reale Muto Fenera Chieri, dopo essersi trovata avanti 2-0, subisce la rimonta delle Collinari, trascinate dalla bolgia del Parafenera tutto esaurito, strappando così altri 2 punti e mantenendo vive le speranze di salvezza. Piccinine e compagne, nonostante la sconfitta ed il solo punto guadagnato, allungano sulla Savina del Bene Scandicci, che davanti al proprio pubblico, forse con la testa già alla sfida di Champions, cade 3-0 per mano della Bosca San Bernardo Cuneo, che sale a 33 punti, consolida l'8° posto e tiene a 5 lunghezze la Zanetti Bergamo, che al centro Pavesi contro il Club Italia Crai torna alla vittoria con un netto 3-0, mentre le ragazze di Bellano, dopo l'ottima prova con Conegliano, non sono mai entrate in partita. Col passo falso di Scandicci, ferma a 44 punti, si avvicinano a sole 2 lunghezze la Unet Iwork Bustarsizio e la Sougela Team Monza. Le farfalle, al Pala Baldinelli di Osimo, faticano non poco ma portano a casa l'intera posta in palio, superando per 3-1 la Lardini Filottrano. Mentre le monzesi, al Pala Giorgi di Montichiari contro la Banca Valsabina Millennium Brescia, dopo oltre 2 ore di gioco riescono a ribaltare la partita, superando le leonesse negli ultimi punti del tiebreak. Guarda, io non sogno tanto, io penso al presente,
mi piace pensare a quello che stiamo facendo adesso un passo alla volta, a crescere, a far bene e a crescere la mia squadra. Questo è il mio sogno per adesso. Quindi aspettando la partita di domani sera per quanto riguarda l'Imoco, parliamo di rugby. Benetton che è pronta a ritornare al lavoro, lo ha fatto già da ieri sui campi della Ghirada. Oggi lavoro differenziato naturalmente, mancano molti nazionali, tutti i nazionali naturalmente sono tanti, in attesa della partita di domenica alle 13:30 all'Olimpico di Roma contro la Francia. Ritorneremo ancora alla Ghirada nelle prossime giornate per portarvi le testimonianze dei giocatori. Per chiudere, oggi parliamo di atletica leggera. Ieri ad Oderzo è stata presentata infatti la gara del prossimo 1° maggio dedicata alla corsa su strada, l'Opitergium. Sarà una gara come lo scorso anno molto interessante sotto il profilo tecnico ed agonistico. Già confermate 15 nazioni con i loro atleti. Sentiamo proprio due di loro, due italiani, l'azzurro Yemen Crippa e il neocampione italiano negli allievi Nicolò Bedini. Siamo con Yerman Crippa qui a questa presentazione del trofeo Opitergium. Tu sei stato un paio d'anni fa, mi pare, qui ad Oderzo. Sì, sono stato nel 2017 per la prima volta, ho fatto solo una volta e mi è bastata una volta per capire che è una gara molto di alto livello, un percorso bellissimo con un sacco di tifo intorno e quest'anno purtroppo non ci sarò, magari nei prossimi anni spero di tornarci. Ieri hai conquistato il titolo italiano per quanto riguarda il cross country e sei un medagliato di bronzo, mi pare, agli europei. Sì, il 2018 l'ho chiuso molto bene, sono riuscito a prendere una medaglia a livello assoluto, però è solo l'inizio. Intanto per iniziare al meglio il 2019, ieri ho preso la medaglia d'oro agli italiani di cross. Sono contenta, adesso parte la stagione estiva e si lavora per Doha 2019. Allora, in attesa di lavorare per Doha 2019, diamo un altro consiglio a chi parteciperà qui il 1° maggio. Dove possono scattare, dove possono trovare la spinta giusta? No, vabbè, bisogna lottare fino alla fine sempre, perché comunque come sei stanco te sono stanchi anche quelli davanti e quelli dietro, quindi bisogna tenere duro fino alla fine e gli ultimi 100 metri cercare, sì, tirare fuori tutta la rabbia e tutta la forza che sia. In bocca al lupo per il tuo 2019. Viva il lupo, ciao. E allora parlavamo con Sindaco e con il Presidente prima di questi campioni fatti in casa, perché Nicolò Bedini è Opitergium. Sì, io effettivamente sarei di Fontanelle, però alla fine cresciuto qui a Oderzo, mi sono sempre allenato qui a Oderzo, quindi Oderzo è la mia città e sono felice di questo. Allora ti sei laureato proprio fresco campione italiano, allievi. Sì, ieri a Torino al Parco della Mandria sono riuscito a vincere con anche abbastanza distacco nella categoria allievi, quindi sono molto felice del risultato ottenuto. Alla domanda che ti hanno fatto, se sei andato a scuola, hai detto sì, ho anche mostrato la mia gara, giusto? Sì, sono andato a scuola e proprio per sentire il parere dei miei compagni, tutti molto entusiasti della mia vittoria e tutti che mi hanno fatto i complimenti, ho mostrato la gara, anche i miei professori erano molto felici, speriamo bene. Un'altra domanda è stata, ma mezzo fondista o fondista? E la tua risposta è stata veramente bella. Sì, praticamente mezzo fondista per me, fondista per il mio allenatore, ora bisognerà vedere col tempo, io spero di essere appunto mezzo fondista perché comunque fondista le distanze sono più lunghe e c'è più fatica, quindi speriamo in un mezzo fondista, poi quel che verrà verrà. In bocca al lupo. Grazie mille anche a voi, arrivederci, buona giornata. Torneremo ad occuparci di questa gara da Oderzo nelle prossime giornate con altre interviste ed altri servizi. Abbiamo concluso, ci fermiamo qui e allora forza Juventus insomma per quanto riguarda questa sera e naturalmente ci risentiremo domani così commenteremo il tutto. A tutti voi buona serata.